È inutile dire che è fondamentale per noi questa mostra a livello sia di promozione del prodotto, del territorio, ma anche di comunità. Questa mostra ha diversi significati, ha il significato di proporre quelle che sono le eccellenze che noi siamo in grado, i nostri agricoltori sono in grado di produrre, ma non solo, perché è una mostra poi che riesce a concentrare su se stessa l'aiuto di più associazioni, perché qui collabora la Proloco, ma ha avuto la capacità di farsi aiutare anche appunto, da altre associazioni e quindi di coagulare in questo evento un po' tutta la comunità, tutto il paese. Mi è doveroso fare un ringraziamento a Walter Scappol che ha portato avanti in questi ultimi anni in maniera eccellente la Proloco. È arrivato il momento del cambio come in tutte le associazioni e abbiamo avuto la fortuna, non era scontato, di trovare un gruppo di giovani che si è messo in gioco, a iniziare dal nuovo presidente Anita Campardo, che ha preso il timone di questa associazione e lo sta portando avanti nel migliore dei modi. Io vedo in lei una forza trainante non indifferente e ha saputo portare con sé un gruppo di amici, sostanzialmente, un gruppo di amici che ha saputo prendere in mano una mostra, e non è così facile, proporla per quest'anno anche con iniziative nuove, interessanti e accattivanti. Le aspettative sono buone. Allora, sappiamo bene che qui la gente viene per gustare i prodotti, che sono un'eccellenza, e ci viene anche per stare un po' in tranquillità, in compagnia, in relax. Qui diciamo che se fossimo aiutati dal tempo, secondo me la mostra riuscirebbe in maniera veramente eccellente. Qui si sta bene. L'ambiente è tranquillo, rilassante, sano e quindi può ospitare dal giovane che si vuole divertire, dalla famiglia ai bambini, per cui io vedo bene questa mostra e appunto confidiamo che il tempo sia con noi. Un augurio alla Proloco e in generale a tutto il mondo del volontariato? Beh, l'augurio va a tutti, perché chi opera nel volontariato chiaramente opera a fin di bene, opera con il solo scopo di fare bene alla propria comunità e di essere partecipe alla propria comunità, per cui che lo faccia con la Proloco, che lo faccia con un'altra associazione, queste sono azioni che vanno sicuramente elogiate e premiate, quindi bravi tutti i volontari. La sensazione sicuramente è elettrizzante, sono molto emozionata per questa mia prima mostra da presidente, ma non forse tanto come per essere il primo presidente donna, ma quanto per il supporto che ho ricevuto da parte di tutto il Consiglio, che si è messo veramente in gioco per organizzare questa mostra, che sembra uguale a tutti gli altri anni, ma in realtà abbiamo lavorato sui piccoli dettagli per cercare di renderla più nostra e per portare magari delle piccole novità che all'occhio esterno magari possono passare inosservate, però per noi sono dei grandi traguardi. E aumentando anche, uno di questi può essere che abbiamo aumentato le serate speciali, quindi non ci dedicheremo solamente alla classica griglia da offrire all'interno dello stand enogastronomico, però spaziamo dalla serata pesce alla serata panini fino ad arrivare alla serata del galletto, in collaborazione con la squadra del Palio delle Botti, quindi diciamo che noi questa mostra è anche all'insegna della collaborazione con le altre associazioni del paese. Dal tuo punto di vista, il volontariato in generale che valore ha a livello di comunità? Per me è molto importante, in quanto io vedo che attraverso il volontariato, soprattutto nei piccoli paesi come Rafrontolo, le persone si uniscono, si conoscono e hanno un qualcosa da fare tutti insieme. La mostra dei vini per quanto riguarda il volontariato è il primo evento dell'anno che organizza la Proloco, quindi è un po' l'evento che dà il via e che riunisce tutto il gruppo. Quest'anno abbiamo una grande partecipazione anche di nuovi membri, abbiamo molti nuovi membri che si sono tesserati con la Proloco, quindi all'interno in un paese piccolo come Refrontolo io la vedo come l'occasione per conoscerci, per stare insieme e per vivere dei momenti che senza il volontariato magari non ci sarebbero. Un augurio per la mostra dei vini e in generale per la Proloco di Refrontolo?
Il mio augurio è quello di continuare a portare avanti sempre le tradizioni del nostro paese, mantenendo le manifestazioni che fino adesso si sono fatte, però è anche quello di aumentare queste manifestazioni nella speranza che sempre più persone conoscano il nostro piccolo paese e che entrino a far parte della Pro Loco, perché io credo che abbiamo tanto da offrire a livello di territorio e anche abbiamo tantissimi prodotti locali da far conoscere, e quindi mi auguro che ci siano sempre più momenti per stare insieme e per fare festa.